La nostra è una bozza di emendamento che rispecchia le risoluzioni che stiamo mandando alle regioni, Veneto, Lombardia e Friuli, perché venga anticipato la riscossione degli NPL e quindi il rimborso. 11 righe di testo in cui si chiede la liquidazione coatta e l'erogazione a favore dei soggetti sottoposti a liquidazione, ovvero BPV e Veneto Banca, di 2 miliardi di euro a testa, da poi utilizzare entro 6 mesi per il ristoro di azionisti e obbligazionisti che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo. Ma il tutto come dovrebbe avvenire? C'è un'anticipazione di cassa che dovrebbe fare lo Stato in pratica tramite appunto il decreto del Ministro, prevede poi la nascita chiaramente di un credito da parte dello Stato nei confronti della liquidazione coatta amministrativa che verrà soddisfatto nei tempi necessari al recupero degli NPL. Emendamento alla finanziaria che è stato presentato ai senatori di tutti gli schieramenti politici ai quali l'associazione chiede di farsi portavoci in Commissione Bilancio. Se c'è la volontà lo si fa e si superano anche i tecnicismi e noi siamo a disposizione ovviamente a portare avanti questa battaglia. Una strada, quella dell'emendamento difficile da percorrere, gli ostacoli sulla strada sono diversi, tra cui le normative europee, ma il senatore del PD Giorgio Santini apre uno spiraglio. Possono essere approfonditi dei meccanismi che arrivino allo stesso risultato all'interno di quello che è stato il decreto del governo. I tempi sono strettissimi, il 10 novembre la Commissione Bilancio si riunisce e per allora lo strumento dovrà essere individuato. Lavoreremo in modo da trovare comunque una soluzione che dia le risposte che cercano.